canto numero 445. Te lodiamo, noi ti adoriamo, a te sanità, te lodiamo, me tua bontà, te vita e in tua bontà, tutto il mondo annuncia, tu l'hai toccato. Porta in sé il sigillo regno, te lo nutri, tua, te lo nutri, per l'alimento. Nome del Padre, grazie e la nostra del Sì Gesù Cristo, tutti voi. Dei figli, un messaggio che io della stiamo celebrando e molti immensamente con noi, è immensamente paziente con noi. L'amore provi la perfezione del creato in città dei suoi. A tutte le creature il tempo necessario per rinnovarsi, liberare, per celebrare degnamente questa Eucaristia. Chiediamo al modo di cui abbiamo tutti bisogno, il suo, per il suo amore. Si è venuto a cercare chi era Kyrie e lei. Cristo che hai dato la vita, tutte lei. Signore, nell'unità i figli di Dio di Spiri e lei sono. Misericordia, perdono i nostri peccati, Luca alla vita eterna. Gloria a Dio, nell'alto pace in uomini di buono. Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Signore Dio, Re del cielo, Gesù Cristo, sì, Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo,
solo il Santo, tu solo. Chiamo sempre la forza e la del e il lievito del regno, fruttoi e ravvivi la speranza di l'umanità nuova. Per il Dio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità. Santo Dal libro non c'è Dio fuori di abbia cure di tutte le cose. E dalla è il principio della giustizia. Sei padrone di tutti. Ti rende indotti, mostri la tua. Non si crede nella del tuo loro che pur la conosco. Padrone della forza, tu giudici molto per voi, tu hai potere. Hai insegnato al tuo popolo che il mare gli uomini e hai dato tu concedi il pentimento. Parola di Dio. Sei buono, Signore. No, Signore, e perdoni. La mia preghiera e alle suppliche. Tutte le genti che hai creato, grande tue meraviglie, tu solo, ma tu, Signore, Dio misericordioso, lento e a metà, a me e abbi pietà. San Paolo Apostolo ai Romani. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo stesso intercede con gemiti inesprimibili. Colui che scruta i cuori perché egli santo Alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre cielo e della terra, ai piccoli ai misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Vangelo secondo io. Da 1 Corinzi 9, 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 1
In quel tempo il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato, ma mentre tutti dormono su l'aria in mezzo lo crebbe, fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi di casa dissero: Signore, non hai seminato del buon seme. Da dove viene la zizzania? Gli rispose loro: questo. E i servi gli dissero: Vuoi che no, rispose, perché non succeda cogliendo la zizzania. Una e l'altro e la mietitura dirò ai miei raccogli legatele in fascia nel mio granaio. Ola del Signore, fratelli e sorelle, come avete sentito, propone un'altra parabola del granaio. Avvertiamo subito la problematicità pesante che questa parabola con sé, la presenza del male e la di questa terribile situazione. Il mondo è la ricchezza del può dalle Genesi. Come mai allora tanto affanno del male? Questo male che contamina cosa e rende tanto difficile la convivenza umana. Da dove viene questo male? L'uomo si è sempre. Da dove poteva nascere disgrazia? Davvero soddisfacente, mente ancora trovata. Qualcuno, ma non è più di qualcuno, ha pensato di poter coinvolgere l'onnipotente benevolenza di Dio. Ragionate in questi termini, è veramente non può essere d'accordo. Ma se il male c'è, non ne può, se Dio non esiste. A illuminare questo problema, la zizzania di Dio, simile a un uomo che ha seminato buon seme. Mentre tutti dormivano, seminò in semente cattiva, la zizzania, lo stelo frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi, che era bello al padrone, dovevano intervenire. Gesù resta, no, disse,
non accada che raccogliendo la zizzania sarà anche il cuore. Lasciate che crescano fino alla mietitura. La mietitura dirò i mietitori. Che mani allegatele in fasci per bruciarla. E ripone granaio. Il primo personaggio che in parabola di Gesù è il padrone del campo. È lui, Dio, che semina con apocampo, è lui il garante, semente, tutto ciò che ci dà videnti. Il principio la contrassegnazione del creatore. Secondo personaggio è il nemico, colui che scompia del Dio dell'uomo, colui che opera di notte con l'inganno mentre tutti dormono. La speranza si allenta, l'opportunità campo è seminare la zizzania. Per questa ragione Gesù comanda ai discepoli la vigilanza. Solo chi è vigile può resistere all'azione del male. I servi impazienti che vorrebbero del patto di fronte al male che ci aggredisce, tutti vorrebbero su. Ed è a questo che c'è il messaggio centrale di Gesù. Mentre i servi vorrebbero intervenire, indica i servi del nostro mondo, il bene e il male, separaticamente, sono destinati a crescere insieme al tempo della mietitura. Dio, sappiamo, è un uomo libero e con lui ha voluto iniziare una storia d'amore dalla quale uscire le scoperte. Progetto di Dio del male nel mondo, e questo male va considerato come un ente della vita umana, non ci si fa il completo. Consapevolezza della presenza del male significa disimpegno solo, tutt'altro. Significa che bisogna che alla fine ne risulti vincente nella nostra vita e a finale che non spetta i sé, spetta di competenza e del campo. Ora finì uno per credere, per liberarsi dal male e rivelare i doni e la propria
nostra idea. La parabola di Gesù che abbiamo ricordato è stata definita la storia dell'impazienza dell'uomo e della pazienza incommensurabile di Dio. A questa pazienza di Dio noi tutti ci aggrappiamo con totale fiducia, perché ci fidiamo dell'amore del Padre che vuole unicamente il nostro bene. Fratelli e sorelle, credo in un solo Padre onnipotente del cielo, invisibili, grossi, unici, Dio della luce, creato, non creato, dello stesso sostanza. Crocifisso per noi sotto fratelli e sorelle, anima primo dono del risorto, chiama il Padre, si per la Chiesa annunziare il Vangelo, sia a casa dalle porte aperte per accogliere tutto i più feriti. Preghiamo per i governazioni giusti e promuovano il progresso e la pace dei popoli. Per gli anziani, rabbia del nostro popolo, esperienza, aiuti i più giovani, auguro con speranza. Preghiamo per nella loro guidare dallo Spirito Santo, dare un'offerta all'unione, al sacrificio eucaristico. Preghiamo per l'esperienza della disegna vivere relaniate. Preghiamo. udisci le nostre rispondere alla tua benevolenza, camminando in novità per Cristo.
Signore. Benedetto sei tu, Signore l'universo, dalla tua ricevuto questo pane. Cibo di benedetto, Signore, dalla ricevuto questo vino, frutto della vita, delle opere, perché diventi bevanda. Via tu, Signore, nostro sacrificio, compie di noi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa famiglia radunata nel nome di soffrire il sacrificio, dito a Dio Padre onnipotente. O Dio perfetto sacrificio di dato compimento alla legge antica, accoglie e santifica questa offerta come un giorno benedicessi i doni di avere, perché è sua gioia di tutti. Questo nostro Signore, sì, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente ogni nuovo e santo, Dio onnipotente. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi, sulla vicendarsi dei tempi e delle stagioni. L'uomo fatto tua immagine, affidato le meraviglie diverse, perché fedele interprete dei tuoi disegni, si tutto il creato e nelle tue opere glorifichi te per nostro Signore. E noi uniti agli angeli, i santi, propria e memoria. Santo, 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 Dio dell'universo, la terra sono pieni della tua cosa. Dio che viene nel nome del Signore. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo questi doni
perché diventino per noi il corpo e il sangue. Piantosi volontariamente la passione, prese il passo, lo spezzò, lo discepoli. Il sacrificio allo stesso modo, dopo aver cenato, di nuovo che ne grazie lo diede ai suoi discepoli, prendenti, questo è il calice del mio sangue eterno, versato per voi e per tutti i peccati i miei. È mistero della fede. Celebrando il morte io la vita del grazie di a compiere per la comunione il corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito ci riunisce della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convoca Cristo e ci ha resi parte della sua vita. Rendila per favore unione con il fresco. E di Gesù, atto della risurrezione. Nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetti del tuo volto, donaci di avere vita eterna, insieme con la beata del suo sposo, gli apostoli, che in ogni tempo ti fui e in figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo e in Cristo, a te Dio pente, è l'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti dei secoli, con la confidenza Padre nostro che sei in cielo, sia santo, venga dato liberaci spali, concedi la pace giorni, con l'aiuto dell'ordine, vivremo sempre liberi e sicuri che si confianza lo Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio
non guardare i nostri, ma alla fede, donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu nei secoli dei secoli, la pace del Signore sia con tutti voi. Di Dio e di mondo. Ecco l'agnello di Dio, ecco i peccati del mondo, vita dell'agnello. Di Cristo mi guarda e te. Canto numero 100. Tu sei parola del Padre, qui ci raduni e tu, qui ci raduni insieme. Questo Signore salvi, Spirito, forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli, i fratelli, tu qui ci farai fratelli, certi il dolore, ti porti a fedeli, a te va il a te santo, che deve e ci consacriamo noi chiamo feriti a te volgiamo pane spezzare con Cristo vivente, restiamo uniti in te, restiamo uniti.
in la festa degli anziani, il Santo Padre e il Papa Francesco offre questa. O Dio, ti lo benediciamo, nostra lunga vita è una tua benedizione, tua benevolenza e la vita in abbondanza, licenza, paci non tanto piacenza quanto progetti di esistenza, valori in quello che siamo, circondati sorelle che, visitandoci con tenerezza, diventino nostri, condurre una vecchiaia anche dal punto di guardare, dedicandoci alla lettura della tua preghiera. Rendici come del santuario dove la supplica comunità che la nel campo della e insieme alla relazione con te facci coltivazioni con le persone povere e sofferenti, custodendo nel cuore il mondo. Nel senso che ferisce lo sviluppo su scala mondiale, tu ci chiami ad insegnare a guardare il prossimo guardo comprendero che rivolgiamo ai nostri nipoti, maestri di un mondo pacifico e attento ai più deboli, che testimoniamo che non ci sapere non solo è la necessità tenerezza, noi degli artefici della rivoluzione per liberare insieme il mondo dall'ombra della terra. Amen. Assisti con popolo, poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, antica condizione della vita nuova. Lo nostro Signore, sì, oggi l'attendiamo degli anziani, coloro che con me erano in questo, la fioritura dell'essere umano, l'eguezza, la quantità dei contatti, i sentimenti, formare una famiglia, l'anzianità, una specie di malattia, come dicevano gli antichi, forse si però esiste perché per perdere il valore dell'esistenza e il suo le sei generazioni dei giovani, notte e 11 agosto si svolgono turno in Chiara di Assisi, sono aperte
viaggio notturno alla sua undicesima edizione. Gli altri lettare scritti alla bacheca della Chiesa. Signore sia con misericordioso, paspi la messa è finita. Si lavora agli anziani. Tanto. 262. Lodate Maria, lingue di l'armonia, lode, Maria, Egidio, unica de verbo tuo, lodate